Le interviste di About Women ritornano, è come dire, è un amico, è un giornalista che stimo, è un uomo che veramente mi ha insegnato molto nello scavo, giornalista Grazie. dell'Avvenire qui a Venezia, ospite dell'ultimo appuntamento forte che abbiamo avuto questa mattina sull'Ucraina e ho imparato molto da lui perché è grazie a lui che io sono andata ai confini tra la Bosnia e la Croazia a vedere quello che Nello conosce da tempo, cioè vedere qual è la situazione dei respingimenti illegali da parte di paesi europei. Nello, tu sei da poco tornato dall'Ucraina, ci vuoi dire che cosa hai visto e che cosa secondo te è doveroso fare nei confronti di quel popolo e non solo nei confronti di quello? Ma soprattutto non bisogna smettere di essere solidali in questo momento. Sta arrivando l'inverno, noi ci stiamo preoccupando perché i costi per il nostro comfort cresceranno. Vedo molta preoccupazione per dover abbassare di 1 grado la temperatura nelle nostre abitazioni, dovremmo mettere il maglioncino in casa. C'è un popolo invece di diversi milioni di persone che si appresta ad affrontare un inverno rigidissimo in una condizione di guerra vera. Vorrei ricordare che le prime 2 settimane di conflitto hanno molto spaventato il mondo perché era un conflitto, diciamo, d'inverno. Ecco, immaginare adesso 6 mesi di prosecuzione di questi scontri con le nevicate, senza più riscaldamento per milioni di persone, con infrastrutture civili distrutte, preoccupa moltissimo. Quindi è importante che ci sia innanzitutto empatia e solidarietà nei confronti di questo popolo e poi provare a coltivare la speranza perché la guerra finisca e finisca in una maniera anche migliore. Migliore non vuol dire semplicemente spegnere il rumore delle armi, ma fare in modo che si faccia una differenza tra aggressore e aggredito e che i territori conquistati possano ritornare anche sotto la giurisdizione ucraina, perché le notizie che ci arrivano dalle aree occupate sono davvero molto preoccupanti. Senti Nello, stamattina abbiamo parlato delle donne che resistono, delle donne che combattono, delle donne però che subiscono delle violenze che vanno oltre, no? alla violenza che di per sé la guerra porta. E lo stupro è uno strumento, è un'arma di guerra. Secondo te, ecco, nei confronti di queste donne, e anzi, prima, che cosa queste donne ucraine stanno facendo per il loro popolo? Ma stanno facendo moltissimo. Tante donne sono rimaste in Ucraina accanto ai loro mariti, ai loro figli. eh, Molte sono rientrate nel paese nella speranza di poter ricostruire anche un contesto di comunità che è disfatto dal conflitto. Moltissime donne vivono da profughe fuori dai confini del proprio paese e sappiamo per certo che decine di migliaia di loro non troveranno più una casa, non solo perché è stata distrutta. Recentemente, rientrando dalla regione sud dove sono ripresi gli scontri, molte famiglie ci hanno raccontato di aver provato a tornare a casa nei territori occupati e di aver trovato le proprie abitazioni occupate da famiglie russe. La risposta dei militari è stata: questa non è più casa vostra. Ora pensate che cosa vuol dire vivere da profughi perdendo addirittura la speranza di poter rientrare nella propria casa. L'alternativa è casa distrutta o casa occupata. Ecco, le donne stanno provando a tenere insieme famiglie che rischiano di disfarsi e stanno provando a tenere insieme anche la comunità, tra donne, legandosi tra di loro, sostenendosi quando possibile, scambiandosi informazioni. È stato molto bello anche il lavoro, per esempio, per i bambini, perché le donne si sono offerte anche per fare da insegnanti a questi bambini della diaspora ucraina. Quindi anche questa è una forma di resilienza che va aiutata e incoraggiata. E vorrei che ci fosse molta solidarietà da parte delle donne europee nei confronti delle donne ucraine, non per così diciamo vana solidarietà di genere, ma perché si capisca che il ruolo delle donne è fondamentale per la ripresa e la rinascita di un paese che affronta una grande difficoltà. Nello, l'ultima domanda, che cosa ti porta ad essere sempre in prima linea sul campo? Ci vuole tanto coraggio, tu hai una moglie e hai un figlio piccolo, perché insomma 11 anni hanno bisogno, no? Del papà così come della mamma. E stamattina tu hai detto no, che i bambini ucraini che hanno visto il papà, lo vedono come il supereroe, nel momento in cui si sentono più insicuri, cioè di fronte ad una guerra, il supereroe è chiamato ad arruolarsi. Però c'è anche chi, come te, potrebbe anche stare, diciamo, comodamente seduto a A fare il casa. giornalista dietro una scrivania. Cosa ti spinge a fare il lavoro che fai? Ma io credo che ci sia una necessità che prima di tutto è quello di essere laddove i fatti avvengono.
La domanda che faccio, per non personalizzare la risposta, è: proviamo a immaginare questo conflitto in particolare senza il lavoro degli inviati, dei giornalisti sul campo. Ecco, noi cerchiamo di essere gli occhi anche dei nostri lettori e ho l'ambizione di pensare che la nostra presenza qualche volta può perfino provare a scongiurare un peggioramento del conflitto, perché in alcune aree, laddove c'erano i giornalisti, probabilmente alcuni crimini non sono stati commessi. Il caso di Bucha è il più noto, ma noi ne abbiamo documentati almeno 17, 18 di Bucha e altre ne scopriremo nelle prossime settimane. Dimostra che cosa? Che laddove non c'erano testimoni a raccontare al mondo che cosa stava accadendo, è stato più facile commettere dei crimini. Grazie, che dire, grazie Anello, noi ti seguiamo, grazie per il tuo lavoro, grazie per quello che fai, per come lo fai e alla prossima Grazie a voi, però voglio appuntamento. aggiungere una cosa interrompendoti, è che Come per no? me è molto importante anche il lavoro di chi fa politica sul campo, che non è una parola detta a caso. È stato molto importante avere degli europarlamentari come voi che decidessero in alcuni momenti di andare a verificare di persona in situazioni di pericolo senza alcuna protezione, senza alcun comfort proveniente, diciamo, dal proprio status, ed è importante che questo possa continuare anche in Ucraina. Perciò grazie anche a voi. Grazie, grazie Anello Scavo, alla prossima.